Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere ancora una volta con noi. La cronaca in primo piano ci porta subito nella Marca trevigiana per parlare di una vicenda che sta ovviamente preoccupando. Prima un forte mal di gola, poi la febbre alta fino a 39, quindi ricovero d'urgenza in ospedale a Oderzo. La diagnosi è stata impietosa, meningococco di tipo B. La disavventura capitata a uno studente di 16 anni di Oderzo che frequenta un istituto superiore di Conegliano. L'adolescente si trova ricoverato attualmente nel reparto di malattie infettive. Dopo il ricovero e la diagnosi dell'ULS 2, l'ULS 2 ha avviato la profilassi. Sono stati complessivamente identificati 121 contatti tra familiari, amici, compagni di classe, insegnanti, operatori di soccorso e personale medico. Il ragazzo risulta regolarmente vaccinato contro il meningococco di tipo B, avendo completato il ciclo vaccinale con 2 dosi nel corso del 2024. La vaccinazione, spiega l'ULS 2, potrebbe aver contribuito a una forma clinica meno severa della malattia. Quindi c'è molta attenzione su questa vicenda, 121 i contatti complessivamente identificati. Vi terremo aggiornati su questa vicenda che riguarda Conegliano, è una scuola di Conegliano, il ragazzo è in ospedale a Oderzo in malattie infettive. Allora, sempre nella Marca trevigiana, per tornare a parlare di furti, abbiamo Marta Marangoni e Nicoletta Rizzetto a Tarso, perché sono state ore difficili con raffiche di furti che hanno interessato anche un assessore del comune di Tarso. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Tarso, dove nella giornata di ieri c'è stata una vera e propria raffica di furti e tentati furti in abitazione dalla mattina al pomeriggio. Tra le tante abitazioni che sono state prese di mira, anche quella dell'assessore Simone Baldassara. Qui con me abbiamo il papà dell'assessore e il sindaco anche, che tra poco sentiremo. Signor Daniele, allora che cosa è successo ieri sera? Ieri sera verso le 6:30 mio figlio era a casa, è uscito perché doveva andare via un attimo, e fa per salire in macchina e vede due persone dentro nel nostro cortile, e in pratica pensava fosse il fratello e la sua compagna. Si avvicina e vede che queste 2 persone hanno un passamontagna e 2 sparanghe. Allora, cosa volete? Si è messo a urlare. Qua, quando hanno visto che gli andava incontro, sono usciti, hanno saltato il cancello e sono venuti giù per la provinciale e poi sono andati dietro il cimitero. Ecco, quindi tanta paura, perché poi le ha telefonato in diretta, no, suo figlio? Poi io ero giù da una parente col maggiore, mi ha telefonato: papà, i ladri, io sono venuto su, ma ormai erano andati via, insomma. Una fortuna che ha trovato lui a casa, perché non so, altri. So che poi sono intervenuti i carabinieri, subito dopo 5 minuti erano qua, hanno trovato una sparanga all'interno, nel cortile del mio fratello, e basta, sì. Suo figlio le ha sentiti anche parlare? Sì, perché gli hanno detto anche: se stai zitto figlio, non dico cosa, e in pratica l'accento erano di persone dell'est. Quindi presumibilmente si tratta di una banda dell'est, trasfertisti, che già più volte hanno colpito nel comune. Peraltro anche la compagna di suo figlio ieri mattina ha ricevuto la visita dei ladri. Ieri mattina verso le 10:30 mi telefona Simone che la compagna disperata aveva trovato, è a casa perché sta male. In pratica lei ha un cane dentro, e questo qua ha incominciato a ringhiare, fa per alzare, si alza, e in pratica quando lei si alza ha visto uno uscire dal corridoio del suo appartamento e chiudere la porta. Quindi se l'ha trovato in casa praticamente? Dentro a casa alle 10:30 del mattino, dentro a casa. Tanta paura. Sì, purtroppo non si vive bene, guarda. Non so qua, però si vive molto molto male, veramente, con la paura, perché non sai come comportarti, cosa devi fare. È un brutto periodo, insomma, anche qua da noi. E qua ci sono stati vari tentativi di furto in questa zona qua, ieri sera specialmente. Parlano di 4 o 5 tentativi, poi anche qua su vicino a casa, qua al condominio, sono entrati e gli hanno portato via dell'oro, hanno fatto un bel furto, insomma.
Ecco, quindi una situazione davvero difficile. Gianangelo Boff, sindaco di Tarzo, c'è preoccupazione e paura tra gli abitanti dopo questo ennesimo raid che appunto colpisce questo comune già bersagliato nei mesi scorsi. Diciamo che è un fenomeno che ormai persiste da tempo un po' in tutti i comuni del Vittoriese, diciamo vicini allo svincolo autostradale, e è un fenomeno molto molto fastidioso per i cittadini. Diciamo che in quasi tutti i casi entrano in case disabitate, appena si accorgono che vi è una presenza si mettono in fuga, però chiaramente è molto fastidioso e incute molta insicurezza da parte dei cittadini. Si sta facendo un grande lavoro, anche ieri c'è stata la presenza rapida e tempestiva da parte dei carabinieri di Vittorio Veneto, sono stato contattato anche dal maggiore Galante e dal maresciallo Oru della caserma di Cison, che hanno fatto arrivare subito le volanti sul territorio, sia nel momento in cui sono state segnalate i furti, ma anche poi hanno pattugliato per molto tempo successivo anche il territorio. Stiamo facendo un lavoro anche con la polizia locale, nel senso che con la polizia locale associata di Vittorio Veneto stiamo cercando di supplire, diciamo, tutte quelle attività di controllo stradale che in modo da lasciare più spazio ai carabinieri appunto proprio per le indagini, gli interventi in questa materia. Quindi c'è anche una sinergia fra le forze dell'ordine proprio per riuscire a chiudere il cerchio su queste persone. Diciamo che ieri sera abbiamo anche raccolto un numero di targa e si sono viste delle persone. Adesso speriamo che pian pianino diciamo che gli avvistamenti portino anche a un'individuazione di qualche responsabile. C'è stato anche un inseguimento, ci hanno detto ieri sera, un po' una scena da film che ha visto svariate persone coinvolte. No, che io sappia nessun tipo di inseguimento c'è stato, cioè, c'è stato semplicemente l'avvistamento di un veicolo sospetto che è stato prontamente segnalato ai carabinieri e poi di lì capire se si tratta effettivamente di queste persone o meno, ma comunque tutto è stato prontamente segnalato ai carabinieri. Ecco, sindaco, c'è tanta amarezza ma esasperazione anche dai cittadini. Che cosa vuol dire ai residenti? Perché più di qualcuno insomma sta cominciando veramente a perdere la pazienza. Ahimè, il problema nostro, che non è un problema di questi anni, ma è un problema che ormai persiste da moltissimi anni, è legato alla vicinanza della frontiera. L'accento delle persone era accento slavo, la vicinanza alla frontiera dell'est e il fatto che comunque è un territorio che è molto appetibile per i migranti che vengono a farsi la gita nei nostri territori per commettere i furti e poi rapidamente rientrare a casa loro. Se pensiamo che da qui a Trieste in un'ora e mezza uno arriva a Trieste e poi da Trieste riesce a passare il confine, è chiaro che è un territorio che è molto ambito. La nostra vicinanza allo svincolo autostradale probabilmente è anche uno dei motivi per cui i nostri territori sono particolarmente interessati. Molto spesso ormai è capitato in un paio di casi, queste persone poi fuggono in mezzo ai boschi per poi venire prelevate da un'auto eccetera. In questo caso vi è una coincidenza sulla tipologia di auto di un furto accaduto quest'estate a Corbanese e un veicolo avvistato anche l'altra sera. Ovviamente bisogna capire se combaciano i numeri di targa, per ora sono solo congetture, abbiamo lasciato in mano alle forze dell'ordine per opportune verifiche. Ecco, questa dunque è la situazione da Tarzo. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangò, grazie ai tuoi ospiti. Torneremo fra poco a parlare di furti e anche di aggressioni. C'è stato un arresto a Padova in zona Borgomagno. Prima però torniamo a parlare della tragedia consumatasi ieri a Latisana. Femminicidio e poi suicidio. L'80enne che ha ucciso la moglie 78enne con un colpo di accetta in testa e poi si è tolto la vita. L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli. Luigi Codotto, 80 anni, ha lasciato un biglietto sul tavolo della cucina prima di raggiungere la camera da letto e uccidere la moglie, Luigia Rossi, 78 anni, con un colpo di accetta alla testa e poi togliersi la vita in soggiorno, trafiggendosi il torace con un coltello. Tecnicamente è un femminicidio-suicidio, ma l'età della vittima e del marito, il biglietto lasciato e il contesto in cui è maturato il fatto di sangue lo riconducono ad un disagio familiare finito in tragedia. Era un disagio già trascinato un po' nel tempo.
Non c'erano segnali? E come fai a stabilirli i segnali? Fanno fatica quelli che lavorano sulle teste, figuriamoci se si possono fare previsioni o pensieri di questo tipo. La scoperta dei 2 corpi senza vita nella casa al piano terra della bifamiliare in via Casette a Pertegada, frazione di Latisana, l'ha fatta la sorella della vittima, che non riuscendo a contattarli al telefono si è recata sul posto ed è riuscita ad entrare lanciando l'allarme. Il particolare, apparentemente senza alcun senso, del "non aprite l'acqua", nel messaggio scritto sul biglietto, spiega la presenza dei vigili del fuoco sulla scena del delitto. I pompieri hanno fatto verifiche sia sulla presenza di gas dell'impianto di riscaldamento che di sostanze eventualmente presenti nell'impianto idrico, con esito negativo. Sul posto il pubblico ministero Andrea Gondolo con il medico legale Carlo Moreschi. Il patologo ha indossato la tuta bianca dei carabinieri ed ha effettuato insieme ai militari del reparto scientifico il sopralluogo nell'appartamento ed effettuato l'esame esterno dei corpi. Sarà poi disposta l'autopsia per chiarire il momento in cui si è consumato il delitto e poi il suicidio. Luigi Codotto aveva alternato il lavoro di bagnino nella vicina Lignano Sabbiadoro a quello di operaio prima di andare in pensione. La moglie era casalinga. Nella bifamiliare di via Casette, al piano superiore, abita il figlio Alessio, assente da qualche giorno. Le altre 2 figlie, Susanna ed Elisa, risiedono altrove. Allora, in queste ore si attende l'esito dell'autopsia sui corpi dei coniugi che, stando alle testimonianze dei vicini e dei parenti, erano molto isolati, vivevano diciamo con molta riservatezza. C'era del disagio da tempo, si racconta, ma nessuno avrebbe pensato a un epilogo del genere. Una situazione familiare non serena, ma nulla poteva far presagire un epilogo così drammatico per i 2 coniugi trovati morti nella loro casa di Latisana. Lo racconta ai nostri microfoni il cognato. Vivevano molto soli, nella solitudine. Questo è quello che è accaduto purtroppo ed è terribile. Come ha saputo lei quello che era avvenuto qui? È da mio cognato, che ha sposato la sorella di mia moglie, che anche lei è morta un po' di anni fa. Sgomento anche tra i residenti della zona, travolti da un evento di cronaca nera difficile da gestire. Sì, erano tranquilli, sì, gente tranquilla, insomma. Qualche bisticcio in casa se li ha tutti, ma d'altronde andavano d'accordo. Problema di solitudine forse? Sai, la vecchiaia fa brutti scherzi. Abito qua io. Perché ho visto i carabinieri, tornando dietro ho chiesto all'appuntato i carabinieri cosa è successo, è qualcosa, diciamo. Dopo ho immaginato subito, insomma. Ed io abito lì. Sì, no, per me erano persone per bene, non si è mai sentito dire niente. Non aveva mai avuto segnali che potesse succedere qualcosa di strano? Sì, non ci si frequentava, ci si salutava quando ci si incontrava, ma non di più. Ecco, però uscivano anche insieme? D'estate sì, magari qualche volta se li vedeva, ma non... no. L'omicidio-suicidio ha creato inoltre notevole sconforto in tutta la comunità di Latisana, come confermato dal sindaco Lanfranco Sette. Le forze dell'ordine stanno verificando i contorni di una vicenda che sta segnando la comunità, sto ricevendo chiamate e soprattutto manifestazioni di costernazione e di grande dispiacere. Purtroppo è accaduto un fatto che a volte si sente nella cronaca nazionale, cercheremo di dare supporto a chi necessita per quanto è accaduto. Quindi una famiglia perfettamente normale e al momento, in questo preciso istante, non abbiamo elementi da poter riferire, anche per opportuna privacy, però quello che può essere detto appunto è che non vi erano procedimenti in essere, insomma. E poi dal veneziano da Mestre la terribile storia di violenze e maltrattamenti alla compagna incinta, arrestato un 28enne che faceva scaricare il proprio braccialetto elettronico per eludere i controlli.
Faceva scaricare il braccialetto elettronico per metterlo fuori uso, la polizia lo scopre e lo arresta. Già colpito dal divieto di avvicinamento alla compagna, il 28enne è ritenuto responsabile di maltrattamenti e di aver intenzionalmente evitato di caricare il bracciale, rendendo così inefficace la misura. L'indagato era stato denunciato dalla compagna lo scorso ottobre ai poliziotti, che ne avevano delineato un grave quadro indiziario. Il giovane, infatti, nell'arco dei 4 anni di relazione, dalla quale recentemente era nata anche una bambina, avrebbe sottoposto a frequenti vessazioni fisiche e psicologiche la donna, maltrattandolo anche durante e dopo la gravidanza e non contribuendo ad alcun sostegno economico. Così il tribunale aveva disposto nei confronti dell'uomo la misura di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con la relativa applicazione del braccialetto elettronico. Gli investigatori del commissariato di Mestre, specializzati nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza di genere, hanno continuato a monitorare la situazione, trovandolo in un'occasione oltre la distanza disposta dal giudice e accertando inoltre che l'uomo non caricava il dispositivo, vanificando di fatto il sistema di controllo. La cronaca giudiziaria, restiamo nel veneziano, andiamo in aula bunker a Mestre con Ilaria Marchiori, perché c'è una nuova udienza dell'inchiesta Palude. Come aveva preannunciato non c'è il sindaco Luigi Brugnaro. Buongiorno Ilaria. Buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esattamente come l'aveva annunciato non c'è il sindaco Brugnaro, così come non c'è Morris Cerroni in aula, c'erano solamente Luis Lotti, il braccio destro del magnate cinese Ching, che non era in aula, e l'ex dirigente di Ive Bolognini. Comunque è quello di cui si sta discutendo in sede di udienze preliminari, non aveva previsto insomma la presenza, e loro l'avevano già detto, in primis il sindaco Brugnaro. Ebbene, che cos'è accaduto questa mattina qui in aula bunker a Mestre? È stata richiesta l'inammissibilità del CGIL come parte civile e anche di altre. Qui insieme hanno il professore avvocato Vittorio Manens, il legale di parte civile del Comune di Venezia e Città Metropolitana. Allora, una mattinata più che altro in cui si sta delineando quelle che saranno le prossime mosse, soprattutto questioni più tecniche. In questo momento, lo ricordiamo, il giudice Andrea Innocenti si è anche ritirato in camera di consiglio per decidere cosa. Ma siamo ancora nella fase delle costituzioni delle parti e, come lei ricordava, ci sono state diverse eccezioni sollevate dalle difese degli imputati rispetto alla costituzione degli enti territoriali, anche degli enti territoriali ma non solo, tra cui appunto il Comune di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia, che assistiamo. Abbiamo naturalmente avuto la possibilità di replicare alle eccezioni di inammissibilità di queste Costituzioni. Il giudice si è riservato, deciderà entro breve, all'1 scioglierà la riserva e la Camera di Consiglio. Una volta poi deliberate la legittimità della partecipazione di diversi soggetti al processo, tra cui appunto le parti civili, l'udienza preliminare avrà il suo corso, vi saranno le questioni preliminari e poi naturalmente entreremo nella fase della discussione dell'udienza preliminare per valutare se sussistano o meno i presupposti per il rinvio a giudizio degli imputati, ma questo naturalmente seguirà una tempistica più lunga e vi sarà una, credo, calendarizzazione apposita per consentire anche alle difese, al pubblico ministero, alle parti civili e alle difese degli imputati di svolgere tutte le argomentazioni che riterranno opportune. Ecco, avete sentito, avvocato, lei si è spiegato come sempre in maniera egregia, dunque questo è quello che accadrà nelle prossime ore. Noi vi aggiorneremo, se riusciremo, nel corso delle nostre edizioni sulla decisione del giudice. Vi ricordo che poi la prossima udienza invece è fissata per il prossimo 13 febbraio. Qui da Mestre al momento è tutto, io ringrazio il professor Manens di essere stato qui con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, al tuo ospite. Intanto c'è l'ex prefetto di Padova, Francesco Messina, che andrà a processo, è stato rinviato a giudizio
con l'accusa di aver utilizzato l'auto di servizio e anche ovviamente il personale per 53 viaggi privati. Andrà a processo l'ex prefetto di Padova Francesco Messina, a cui veniva contestato un uso personale indebito delle auto di servizio e degli agenti. L'accusa per il prefetto era stata derubricata in peculato d'uso dopo che il funzionario aveva restituito allo Stato 6.600 euro per ripagare il presunto danno erariale. Una cinquantina di episodi che venivano contestati a Messina nel periodo in cui era stato prefetto di Padova, come quando si sarebbe fatto accompagnare con l'auto blu a vedere il Gran Premio a Monza o quando si sarebbe fatto venire a prendere dagli agenti nella sua abitazione di Milano, oppure accompagnare mentre era impegnato in un incontro a Roma dal suo sarto di fiducia a Caserta. Per alcuni di questi episodi Messina si era giustificato spiegando che il prefetto è in servizio 24 ore su 24. Il giudice per l'udienza preliminare, dopo aver ascoltato sia Messina che il suo avvocato che ne richiedeva il proscioglimento, si è pronunciato sul rinvio a giudizio chiesto invece dal pubblico ministero che ha coordinato l'indagine della polizia. La prima udienza è prevista il 10 giugno. Restiamo a Padova, ma torniamo a parlare di sicurezza in senso stretto. Abbiamo parlato della raffica di furti a Tarso nella Marca Trevigiana in apertura. C'è invece un'ennesima rapina a Padova, anche molto particolare nella sua dinamica, ed è un ennesimo fatto che capita a Borgomagno, un quartiere attenzionato, una zona attenzionata e già segnalata per il degrado. Ci racconta tutto Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio dove è accaduta la rapina, ovvero in via Toti, a ridosso del cavalcavia Borgomagno. Ringrazio Eleonora Mosco, consigliere regionale e anche capogruppo in consiglio comunale della Lega. Che cosa è accaduto? 2 sere fa, era più o meno mezzanotte, stava passando un giovane di 22 anni di qui in bicicletta, è stato fermato da un 27enne del Gambia che gli ha prima offerto della droga. Al suo rifiuto gli ha chiesto di fare una telefonata e poi è fuggito con lo smartphone del giovane che ha provato a inseguirlo per recuperare il telefono, ma è stato raggiunto da un pugno in pieno volto. Nel frattempo i residenti, anche alle mie spalle ci sono dei condomini che purtroppo, e noi sono abituati a fatti di questo tipo, avevano già allertato il 112, una pattuglia di carabinieri è arrivata subito, ha raccolto la descrizione del giovane e lo ha arrestato. Ecco, su questa area di Padova, consigliera Mosco, lei più volte è intervenuta richiamando l'amministrazione comunale sulla necessità di una sicurezza. Tenete conto che questo è anche da un punto di vista proprio logistico e viario un punto centrale della città in cui molti passano anche a piedi, anche in bicicletta. Sì, intanto questi episodi dimostrano come di fatto viene negato uno dei diritti sacrosanti dei cittadini, che è la libertà di potersi muovere in bici come ci è stato raccontato, la libertà di poter fare impresa come accade agli imprenditori qui dietro che hanno attività come bar e proprio ristoranti che di fatto sono ostaggio anche loro dei continui episodi di criminalità e di spaccio. Ricordiamo che qui dietro c'è anche un garage, il Central Park, che più che essere un parcheggio è di fatto un centro di illegalità vero e proprio, dove molto spesso si verificano episodi di rissa, di violenza, di anche centro per i senza fissa dimora. Ci sono dei parcheggi privati nei primi piani, dei garage privati che vengono divelti e vengono trasformati in veri e propri appartamenti abusivi, costringendo anche i proprietari a investire risorse economiche per poter lucchettare di più il loro garage. Penso ad una commerciante proprio qui dietro che ha dovuto spendere decine di migliaia di euro per crearsi una barra ed impedire l'accesso nella sua attività privata di balordi. Quindi penso che questi fatti dimostrino come l'insicurezza non sia una percezione come qualcuno ce la vuole dipingere, ma sia una realtà da prendere seriamente. E colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine, perché quotidianamente intervengono, sono tempestive, presenti e fanno sentire sicuri i cittadini e danno delle risposte concrete. Del resto ricordiamo che questa è zona rossa, quindi la loro presenza e i loro interventi dimostrano come la zona rossa sia anche uno strumento assolutamente efficace. Ecco, vorrei dire che i cittadini dell'area si sono riuniti, pensate, dal comitato sono passati addirittura per avere più forza ad una associazione. Ha citato la zona rossa come
come Lega voi avete proprio la speranza che le zone rosse diventino un provvedimento permanente. Sì, devo dire che il governo sta facendo moltissimo in questo ambito. Penso al prossimo decreto sicurezza, su cui si prevedono queste zone ad alto impatto maggiormente diffuse nelle città, e penso anche ai nuovi arrivi di agenti delle forze dell'ordine che anche su Padova arriveranno. Penso all'attività fatta anche da sottosegretario Stellari. Dopodiché noi riteniamo che la sicurezza debba essere integrata da altre azioni di carattere preventivo, però certamente quella di carattere repressivo, che in realtà significa presidio del territorio, controllo con le pattuglie e funzione di deterrenza che questa presenza assume nei confronti dei cittadini. Quindi io penso che siano tutte azioni di buon senso. Negarne l'efficacia, come sta facendo questa amministrazione, è un approccio negazionista che non fa altro che fomentare il problema anziché risolverlo. Allora, noi continueremo ovviamente a seguire questa zona, a raccontarvi di quest'area. Grazie a Eleonora Mosco, consigliere regionale della Lega, grazie per la collaborazione tecnica a Federico Cibotto. Nicola, la linea può tornare a te. Grazie, restiamo però nel Padovano, andiamo a Borgo Veneto. Ci fu una violenta aggressione, lo ricorderete, a un anziano nel cimitero di Borgo Veneto. Per chiudere il cerchio sulle indagini, le forbici usate dal 44enne arrestato sono state inviate al RIS di Parma. Saranno i carabinieri del RIS di Parma a chiudere il cerchio sul fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Rovigo sull'aggressione al 76enne di Borgo Veneto, colpito con una forbiciata al mento mentre pregava sulla tomba di famiglia in cimitero. L'anziano era entrato alle 10 del mattino del 10 novembre scorso, seguito dall'aggressore che, dopo aver tentato di rubargli il portafoglio, alla reazione della vittima aveva ingaggiato una zuffa con lui, colpendolo con la forbice e facendogli battere la testa contro una colonna di un porticato. L'anziano, dopo aver dato l'allarme, era stato soccorso e ricoverato in ospedale a Schiavonia. L'aggressore, un 44enne siciliano, si era dato alla fuga in auto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del comune, tanto che già nel primo pomeriggio era stato arrestato dai carabinieri nel Veronese. Il 44enne, che ha ammesso le sue responsabilità, deve rispondere di rapina pluriaggravata. L'analisi delle forbici chiesta dalla Procura di Rovigo permetterà di completare il quadro accusatorio. La sicurezza dunque è sempre in primo piano in Veneto, un tema molto sentito. Come sapete c'è anche la polemica sugli organici comuni che chiedono al governo di intervenire. Ieri la riunione ANCI con i comuni capoluogo italiani, tra questi c'era anche Vicenza. Sicurezza, suona l'allarme e suona forte da tutta Italia per arrivare a Roma. Oggi il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, coordinatore dei sindaci dei comuni capoluogo dell'ANCI, ha convocato un summit per ribadire la necessità di potenziare le questure. Oggi ci siamo confrontati con gli altri sindaci delle città capoluogo sul tema della sicurezza. Dal tavolo sono arrivate alcune richieste molto specifiche. La prima è che c'è bisogno di maggior presenza dello Stato nelle nostre città. Le questure, non soltanto a Vicenza ma in tutta Italia, sono sotto organico. Abbiamo bisogno che le forze dell'ordine, per cui Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, abbiano le donne e gli uomini di cui hanno bisogno, abbiano i mezzi di cui hanno bisogno, sia garantita almeno una volante notturna ogni 25.000 abitanti. Per Vicenza vorrebbe dire averne 4, quindi vorrebbe dire avere una garanzia di presenza sul territorio. Una garanzia di presenza sul territorio delle forze dell'ordine, una richiesta forte che parte dall'ANCI ed è indirizzata al governo. Numeri alla mano, nel 2000 a Vicenza le volanti potevano contare su circa 40 agenti in organico. Oggi non è più così. Negli ultimi 18 anni la Polizia di Stato nel Vicentino ha perso 163 agenti, il 32% dell'intera pianta organica, passando da 499 a 336 uomini. Certo, oggi le polizie locali sul fronte della sicurezza possono giocare un ruolo fondamentale a supporto delle altre forze dell'ordine, ma per questo obiettivo i comuni hanno bisogno di risorse. Dal 2009 al 2024 abbiamo perso 12.000 agenti di polizia locale in Italia, siamo passati da 60.000 a 48.000. La richiesta è di istituire un fondo di 500 milioni a livello nazionale per consentire di ritornare a quei 60.000. È difficile far sicurezza
sicurezza, prevenzione, essere presenti sul territorio senza risorse, e su questo chiediamo risposte da parte del governo. Sul fronte sicurezza c'è chi pensa che invece sia importante prima di tutto cambiare le norme e rafforzare il concetto di legittima difesa. Lo pensa ad esempio l'ex ministro della giustizia Roberto Castelli, che guida il Partito Popolare del Nord e che ieri in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini, insieme agli esponenti del movimento Resistere, ha lanciato 5 proposte di legge per modificare la Costituzione su più temi, tra questi proprio il rafforzamento della legittima difesa nel domicilio. Vogliamo introdurre il principio dell'inviolabilità del domicilio in Costituzione anche sotto il punto di vista della legittima difesa. C'è l'inviolabilità del domicilio tra le 5 proposte di legge di iniziativa popolare presentate dall'Aula Fallaci di Palazzo Ferrofini a Venezia. A sostenere quella sulla legittima difesa l'ex ministro della giustizia Castelli. L'obiettivo è quello di modificare l'articolo 14 della Costituzione e gli articoli 52 e 53 del Codice Penale. La Costituzione sancirà che la legittima difesa nel proprio domicilio è assolutamente inviolabile. Credo che sia un provvedimento che va addirittura secondo la morale naturale, perché, ripeto, il domicilio è il luogo dove l'individuo cresce, svolge le sue attività familiari e quindi è un luogo, direi, dal punto di vista laico sacro. Per far diventare legge la legittima difesa servirà a raccogliere almeno 50.000 firme. Noi abbiamo fiducia anche perché oggi c'è un nuovo sistema, un nuovo strumento che è quello di firmare digitalmente presso il Ministero della Giustizia. Con la legittima difesa da parte del Partito Popolare del Nord anche la proposta di modificare gli articoli della Costituzione relativi ai comuni montani per promuoverne l'autonomia delle province. Da Resistere Veneto arrivano invece le altre proposte, dalla sanità all'introduzione dello studio della storia veneta nelle scuole, dunque la modifica all'articolo 9 della Costituzione. Quello che abbiamo detto in campagna elettorale lo facciamo, l'abbiamo già cominciato a fare su un'altra proposta che è quello degli ambulatori per vedere di aiutare i danneggiati da vaccino, e a maggior ragione questo che è un cardine della nostra proposta identitaria dello studio della storia, e poi ci sarà anche quello della lingua nelle scuole. Riteniamo che sia fondamentale nell'epoca della globalizzazione dare la possibilità alle persone di conoscere la propria storia per formare una identità consapevole. Il fronte della giustizia, o meglio della sicurezza, e anche le importanti operazioni delle forze dell'ordine. Catturato a Dubai un importante narcotrafficante albanese di 39 anni, latitante da 7 anni, dal 2019. L'operazione, che ha visto la collaborazione della squadra mobile di Venezia con le autorità degli Emirati Arabi, ha consentito di chiudere il cerchio sull'uomo, condannato in via definitiva a 8 anni e 7 mesi per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Era il capo di una ramificata organizzazione internazionale dedita al narcotraffico, operante a Venezia, specializzata nella importazione di cocaina e marijuana dall'Olanda e dall'Albania, poi destinata alle piazze di spaccio della provincia veneziana, ma anche delle altre province del Veneto. Il 39enne all'epoca viveva a Noale, catturato dopo 7 anni di latitanza. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi ritorneremo e ripartiremo dal caso della 22enne morta a Preganziol, Vania Vettorazzo, che ha avuto un malore in palestra. Nelle prossime ore ci sarà questo accertamento diagnostico per accertare definitivamente la verità sulla sua morte. C'è l'ipotesi però più probabile, che è quella dell'embolia per l'utilizzo della pillola anticoncezionale. A fra poco. Un malore improvviso, degenerato in poco tempo, lasciando nella disperazione la famiglia, gli amici e quanti conoscevano Vania Vettorazzo. 22 anni, tanti sogni, lo studio, la laurea ed un futuro all'estero. L'ipotesi è che la giovane possa essere morta per un'embolia provocata dalla pillola che assumeva, un malore che non le ha lasciato scampo. Nelle prossime ore saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici per fugare ogni dubbio e dare delle risposte ai genitori e al fratello. Solo qualche mese fa, in estate, a Caorle, un'altra giovanissima, solo 14 anni, Matilde Valeri, era stata stroncata da questa patologia. Il problema forse è legato anche al fatto che sono cambiate le linee guida a livello nazionale ma soprattutto internazionale, dove sostanzialmente non serve più fare degli esami del sangue
per capire se la pillola, che potenzialmente, dico potenzialmente, potrebbe dare dei disturbi alla coagulazione, perché diventa di fatto, potrebbe diventare un problema, e quindi il rischio è minimo, ma potrebbe anche creare delle embolie, come si suppone che sia questo caso. Oggi le linee guida dicono che basta fare un'anamnesi corretta, quindi chiedere se c'è familiarità, eccetera eccetera, e dopo non è obbligatorio prescrivere degli esami del sangue per verificare questo. Non bisogna fare allarmismi, tiene a precisare il direttore generale dell'ULSS 2, ma sarebbe importante chiedere consiglio al proprio ginecologo e magari valutare assieme a lui un approfondimento in più prima di assumere la pillola. L'embolia, fra l'altro, arriva senza prima la manifestazione di gravi sintomi. Credo sia quasi impossibile definirlo, ecco, perché sono cose che, come si suol dire, compaiono all'improvviso purtroppo, e come un caso, come può succedere con un infarto che non è tipico dell'età giovanile, comunque voglio dire, se capita, come è stato in questo caso qua, veramente una sfortuna, purtroppo le cose da fare sono difficili, cioè è difficile. I nostri so che sono stati a fare la rianimazione per diverso tempo, e purtroppo la situazione era già tragica quando sono intervenuti. Il cuore di Vania non ha più ripreso a battere. Saranno gli esami diagnostici a stabilire l'esatta causa di questa tragedia. Se fosse accertata l'embolia provocata dalla pillola, sarebbero 2 casi in Veneto in pochi mesi, e forse qualche interrogativo in più da porsi. Un'analisi del sangue potrebbe evitare un'altra morte e il dramma di un'altra famiglia. Siamo entrati dunque con questa vicenda, nelle prossime ore sapremo dunque se viene confermata questa ipotesi, e quindi anche con gli accorgimenti e i consigli dell'ULSS 2. Cambiamo argomento, torniamo a parlare del lupo. Dopo il declassamento del lupo sancito dall'Europa si avvicina il momento in cui il Veneto potrà disporre gli abbattimenti dei predatori. Sentiamo. Un buon primo passo, una svolta storica, perché appunto si passa dall'intoccabilità al fatto di doverne giustamente contenere il numero. Il Veneto potrà battere i lupi già quest'anno. Una svolta storica, dice l'europarlamentare Flavio Tosi, che viene sancita dall'incontro tecnico fra la Conferenza Stato-Regioni e il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin. Il decreto in ballo autorizza infatti le regioni a contenere il predatore, e il primo passo per il Veneto sarà la selezione di 4 lupi da abbattere. Un percorso iniziato già da mesi, che passa dal declassamento della specie approvato in Europa. L'anno scorso, con un forte impegno da parte nostra, di Forza Italia, del PPE, del sottoscritto in particolare, si è arrivati alla revisione della direttiva Habitat, che datava 1992, declassando lo stato di protezione del lupo, perché oggi non è più una specie così rara, nel senso che ce ne sono centinaia e centinaia di esemplari anche in Italia, in giro per l'Europa. La previsione di 4 abbattimenti in Veneto per il 2026 fa però storcere il naso chi si è speso per arrivare a questo risultato, e Tosi dice chiaramente che il numero è legato ai censimenti fatti nelle varie zone interessate, ma che in realtà la presenza dei lupi è molto più radicata. Il decreto prevede per il Veneto l'abbattimento nel 2026 di 4 esemplari, per altre regioni molti di più, perché per l'Emilia Romagna 15, per la Toscana 22, per il Piemonte 16, perché il Veneto ha comunicato dei dati non corrispondenti, quindi bisogna migliorare la qualità dei censimenti in Veneto, perché in Veneto abbiamo più di 100 animali solo in Lessinia, ma ce ne sono sull'altopiano di Asiago, ce ne sono nel Bellunese, ce ne sono in pianura, e siccome si parla dal 3 al 5%, 4 sono pochi rispetto ai numeri reali. Il decreto prevede che si possano rivedere i numeri già dall'anno prossimo, ma per chi da anni chiede un'azione efficace per contrastare le predazioni e i danni causati dal lupo, il passaggio è addirittura epocale. Allora, questo è un tema che riguarda anche ti hai sentito ovviamente la montagna, quindi la provincia di Belluno. Non è solo l'unico dei problemi della provincia di Belluno, ce ne sono molti altri, e bisogna capire quali sono le prospettive della provincia di Belluno e della montagna bellunese anche dopo l'evento olimpico. Questa mattina a Sedico il prologo degli Stati Generali della Montagna, che poi ci saranno in primavera. Ha seguito questo incontro importante di enti e istituzioni Tiziana Bolognani.
Siamo a Villa Patta di Sedico, oggi il prologo degli Stati Generali della Montagna, un momento certamente di approfondimento relativamente alle tematiche che riguardano il territorio montano bellunese. Il Presidente della provincia Roberto Padrin tiene molto a questo appuntamento perché è un appuntamento che un po' deve tirare le fila di un ragionamento molto più ampio che riguarda il futuro della montagna. Sì, ho fortemente voluto questo momento di confronto, soprattutto perché qui deve iniziare un percorso che deve mettere insieme tutti, le istituzioni, i portatori di interesse, le categorie, il mondo delle parti sociali, perché dobbiamo costruire il futuro, non possiamo sempre pensare che siano gli altri, dobbiamo essere noi protagonisti. Quindi penso che da qui potremo partire per veramente trovare soprattutto delle soluzioni che siano concrete e percorribili. Questo è un po' il tema di questo, soprattutto approfittando del momento delle Olimpiadi, che non potranno che portare uno sviluppo e una crescita del nostro territorio che noi dovremo essere in grado e bravi a governare. Ecco, in un momento in cui il tema, il cuore portante dei ragionamenti, dei dibattiti riguarda lo spopolamento del territorio montano, e in provincia di Belluno oramai siamo sotto i 200.000 abitanti. Sì, è innegabile, i dati poi presentati dalla CGIA di Mestre sia nell'analisi socio-economica ma anche quella demografica dimostrano le nostre difficoltà, soprattutto una crescita elevata dell'età media e quindi soprattutto la mancanza nei prossimi anni di forza lavoro, e questo è un tema che deve guardare a quello che un po' abbiamo sempre analizzato in questi soprattutto ultimi mesi, il tema della residenzialità. Dobbiamo essere attrattivi per portare gente da fuori, però al tempo stesso garantire loro gli alloggi per poter poi lavorare, e questo è un tema che va approfondito anche col mondo dell'industria, con le associazioni di categoria, perché tutti insieme dobbiamo cercare di fare la nostra parte per garantire questo, altrimenti noi andremo in sofferenza con non solo i servizi essenziali ma anche con il lavoro. Ecco, a proposito di servizi essenziali, si sta facendo davvero un grande lavoro proprio in questi giorni. Ieri l'ultimo incontro in prefettura al tavolo tecnico per la mobilità, per i trasporti durante le Olimpiadi. Sono uscite come dire, le prime proposte, anche la proposta di una metropolitana di superficie limitatamente al periodo olimpico, e però i cittadini bellunesi chiedono una mobilità più diffusa, perché se si vuole essere sostenibili contemporaneamente bisogna dare i servizi. Ce la faremo? Questo è il tema della sofferenza dei servizi passa anche attraverso ad esempio le figure degli autisti dei nostri pullman della Dolomiti Bus. I numeri sono impietosi, purtroppo in questi anni abbiamo perso almeno una cinquantina di unità. È chiaro che avendo meno autisti non sei più in grado di fare il servizio che facevi prima, quindi anche da questo punto di vista questa attività che la Dolomiti Bus porterà avanti durante le Olimpiadi sarà anche l'occasione per far vedere a moltissimi autisti che verranno da fuori con società che sono subaffitatarie proprio di Dolomiti Bus, di vedere un mondo che mi auguro possa loro piacere e soprattutto garantire che poi si possano fermare qua. Ecco che quindi, avendo una forza lavoro più ampia, riusciamo a garantire un servizio che è tra gli indispensabili di questo territorio. Senta Presidente, questo di oggi il prologo degli Stati Generali della Montagna, quali sono le prossime scadenze? Ma adesso noi costituiremo fondamentalmente 3 tavoli che saranno orientati verso la parte produttiva, quindi industriale, quella legata ai servizi e quella del riordino istituzionale. Questi 3 tavoli lavoreranno tra il mese di febbraio e il mese di aprile-maggio con tutta una serie di componenti che andremo ad individuare, che poi dopo essersi ritrovati ci presenteranno i risultati, che poi andranno ad un'assemblea generale che sarà soprattutto organizzata almeno in un paio di giorni, e non solo con presenze locali ma soprattutto anche a livello regionale, a livello governativo, in modo da presentare quella che è la proposta di futuro del nostro territorio voluta da noi. Questi dunque i temi della montagna, dopo anche gli scenari, dopo le Olimpiadi. Di Olimpiadi parleremo fra poco, perché vi faremo vedere la suggestione, l'avevamo fatto vedere in diretta ieri, ma vi racconteremo l'arrivo della fiaccola olimpica ieri sera in piazza San Marco. Come sapete la fiaccola oggi e domani è in Friuli Venezia Giulia, poi ci tornerà proprio
domenica a Belluno prima dell'arrivo a Cortina lunedì. I temi del lavoro: mastica una cimice presente nella verdura e si sente male, costretto a lasciare il lavoro. È successo a un operaio della Electrolux di Susegana. Martedì sera durante la pausa cena si è recato in mensa, nel piatto del cibo trovato una cimice. Dopo averla inavvertitamente masticata, il lavoratore si è sentito male, tanto da dover lasciare il posto di lavoro. Da tempo, fanno sapere in una nota la RSU dell'azienda, il servizio mensa gestito dalla Sodexo per circa 1.500 dipendenti tra diretti e in appalto che operano nello stabilimento trevigiano è nel mirino di forti critiche per il decadente servizio offerto. L'accusa è di quantità, qualità e scelta dei piatti che non corrispondono alle intese vigenti definite negli accordi tra sindacato e impresa. Questo caso particolare ovviamente ha riacceso le tensioni all'interno di Electrolux, tensioni e clima pesante che restano anche alla Blu Ergo di Castelfranco Veneto. Assurda ad onore della cronaca per il caso del questionario, il questionario su chi sarebbe da licenziare in caso di crisi aziendale, e quindi una scelta chiesta proprio agli stessi lavoratori, una vicenda che è finita anche a Roma, perché c'è un'interrogazione parlamentare che la deputata del Movimento 5 Stelle Appendino vuole presentare, e intanto l'amministratore delegato dell'azienda si pente e si scusa, ma evidentemente non basta. Questo quesito ha seminato una grande polemica, un grande polverone. Cosa ne pensa a riguardo? Col senno del poi posso solo scusarmi di come ho fatto con i miei dipendenti. Mi scuso che questa polemica, ma soprattutto la sensazione di essere lasciati esclusi o di escludere, abbia creato questo tipo di approccio. Parte dalle scuse l'amministratore delegato Bruno Scappin, ma la polemica attorno alla Blu Ergo di Castelfranco Veneto non si placa. Al centro delle critiche il questionario distribuito ai dipendenti con la richiesta di indicare quali colleghi licenziare in caso di esuberi. Un'iniziativa che ha acceso un forte dibattito e ha attirato l'attenzione anche della politica. Durissimo l'attacco della deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, che definisce il questionario inaccettabile e annuncia un'interrogazione alla ministra del lavoro Marina Calderone. L'azienda respinge le accuse e invita la parlamentare a visitare lo stabilimento, ribadendo che l'obiettivo non era quello di avviare licenziamenti, ma di trovare soluzioni per salvaguardare i posti di lavoro. Io invito la senatrice a venire a trovarci, così si rende conto che qui non esiste quello che in qualche maniera si capisce o si legge nella sua dichiarazione. Intanto il caso ha provocato forti proteste sindacali. I lavoratori riuniti in assemblea già programmata con le rappresentanze parlano di un clima pesante e di una scelta che rischia di mettere le persone una contro l'altra in un momento già segnato dalla crisi. Ma questo quesito, io sono anni che faccio questo lavoro, ma è una cosa che non ho mai visto da nessuna parte, anche perché non si può far decidere ai lavoratori le scelte che sono in capo all'azienda. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, è una cosa surreale. Nel tentativo di abbassare la tensione, l'amministratore delegato assicura ora la volontà di ripartire dal confronto, auspicando una soluzione condivisa con i lavoratori e sindacati per superare la crisi e garantire un futuro all'azienda. A me interessa il futuro dell'azienda, però con i suoi dipendenti, quindi questo è quello che io lavorerò. Questa dunque la polemica che continua a Castelfranco. Allora, prima di tornare in pubblicità e dopodiché, come ogni 2 venerdì, è il momento di Ecovisione e parleremo di un importante tema, torniamo a parlare di un importante tema come quello dell'automotive. Vediamo allora le suggestioni, le immagini e le emozioni dell'arrivo della fiaccola olimpica che ieri sera ha acceso il Canal Grande e poi piazza San Marco a Venezia, con l'accensione del braciere affidata alla campionessa paralimpica Sandra Truccolo. Poi pubblicità e poi c'è Ecovisioni. Eccoci, Sandro, gli ultimi metri. Sandra Truccolo, è vicinissima. Ecco qua sul palco, l'Olimpia, a Roma, a Venezia, a 776 a.C. Un'altra pagina di storia si sta per scrivere qui a Venezia, e ci siamo, a Venezia c'è!
fatto un po' ricordare il podio olimpico e quindi l'emozione è stata tanta, veramente. Quanto emozionante è arrivare qui in piazza San Marco di fronte a tantissime persone e accendere, trovarsi proprio questa fiamma davanti. Beh, tantissimo, perché poi è la piazza più bella del mondo, quindi sicuramente tanta emozione, vedere così tanta gente che ti acclama, ti applaude. Beh, è stato bellissimo, veramente, molto molto emozionante. Lo sfondo della fiamma qui accesa con la Basilica di San Marco e il campanile ha qualcosa di unico, e questo è anche la grande vicinanza con Cortina d'Ampezzo che unisce Venezia a Cortina d'Ampezzo e quindi la rende quel marchio del Land of Venice, il Veneto, unico nel mondo. A Venezia, magari vabbè in son di casa, ma è memorabile, insomma, incantava questa sera il Canal Grande illuminato, soprattutto dalle fiaccole, con un accompagnamento, un'atmosfera decisamente unica. È una grande emozione, sì, perché diciamo che dopo, è venuta qua nel 2006, mi sembra l'ultima volta, dopo 20 anni è ritornata la fiamma. Eccoci in diretta, siamo in diretta con Ecovisioni. Allora, venerdì prossimo a Roma è stato convocato un tavolo sull'automotive da parte del Ministero delle Imprese alle 10. Ebbene, ci saranno sotto il Ministero migliaia di lavoratori e di delegazioni provenienti da tutta Italia perché da FIOM CGIL, FIMCISL, WILM ed altre sigle vogliono denunciare la grave crisi di un settore fondamentale per il nostro Paese e sollecitare risposte concrete da parte del governo. Quindi c'è un settore, e lo sappiamo, che è in crisi, che non riesce a trovare la via per una trasformazione, anche se la via c'è. Di questo parliamo oggi, è un settore fondamentale, quello dell'automotive, anche perché è fortemente legato alla nostra tradizione, diciamo, manifatturiera, industriale, anzi italiana. E allora lo facciamo come sempre con Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti. Lo facciamo con un ospite importante perché è l'autore di un libro che è uscito oggi, edito dalla Terza, Autodistruzione. Lo faccio vedere anche qua, poi lo vedremo meglio, lo faccio vedere, eccolo qua, edito dalla Terza, è uscito proprio oggi e che ha un titolo emblematico, Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, che racconta esattamente cosa è successo, cosa accade e cosa potrebbe accadere. È un piacere avere con noi il suo autore, che è un autore importante perché è il professor Francesco Zirpoli. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, per chi non lo conoscesse, ma è già stato nostro ospite, quindi dovreste ricordarlo, è professore di economia e gestione dell'innovazione all'Università Ca' Foscari di Venezia, nonché direttore scientifico del Center for Automotive and Mobility Innovation. Cos'è questo centro importante? È un network internazionale che federa gli studiosi di auto e lo fa in Italia con praticamente la totalità degli studiosi italiani, ma ha dei legami con Tokyo, con l'École Polytechnique a Parigi e con Wharton School negli Stati Uniti. Quindi diciamo è un centro nazionale con una vocazione internazionale. Allora, vengo subito da lei perché questo titolo è un titolo di impatto, e quindi va spiegato bene. Ferrazzi, partiamo dall'attualità. Allora ci sarà questa mobilitazione, c'è un tavolo, questa mobilitazione, questa crisi, ma è anche una questione di giustizia sociale, secondo lei? Ma è una mobilitazione a ragion veduta, come dire, perché i lavoratori del settore stanno vivendo nella loro pelle il dramma di una situazione di impoverimento strutturale della produzione automobilistica e dell'automotive in generale nel nostro paese. E i dati sono veramente allarmanti da questo punto di vista, perché in pochi anni, diciamo dagli anni 90 ad oggi, si sono perse 1,5 milioni di produzione all'anno di auto. Eravamo nel 1990 2 milioni, siamo a 500.000 nel 25, stiamo parlando del gruppo Stellantis. E perché stiamo parlando del gruppo Stellantis? Perché il nostro paese si è caratterizzato dal punto di vista proprio dell'industria automobilistica con un monopolio di fatto, no? Cioè da Fiat, con tutte poi le operazioni industriali successive, si è creato un unico blocco che ha avuto la possibilità di determinare le politiche industriali del nostro paese con tutte le luci e ombre. E ora stiamo vivendo una situazione abbastanza allarmante, una crisi drammatica della produzione, una esternalizzazione in paesi. Sono stati spostati i punti di produzione del gruppo Stellantis fuori dall'Europa anche, pensiamo al Marocco, ma all'interno degli stessi paesi europei, pensiamo alla Serbia, alla Spagna, pensiamo alla Polonia, e con una perdita di 15.000 posti di lavoro di questo gruppo dal 2021 ad oggi. E quindi giustamente tutta la filiera della produzione, ma innanzitutto chi lavora direttamente nel gruppo, è seriamente preoccupato, perché alla luce di questi dati, diciamolo pure, drammatici, non si vede nel futuro una cosa ancora più grave, cioè una politica industriale di crescita, di soluzione del problema. E quindi giustamente i sindacati, i lavoratori tutti dicono: ma che facciamo? E chiedono al governo una risposta strutturale dal punto di vista della politica industriale. Ora, anche qui, lei chiedeva, il tema oggi è cosa fa l'Europa, certamente, ma il tema oggi è cosa fa il governo nazionale per risolvere questa crisi drammatica. Perché chiudo su questo: quando parliamo di questo settore, parliamo di un settore di grande impatto in quanto tale dal punto di vista, diciamo, lavorativo, del processo dell'innovazione a livello generale, ma poi anche di tutto dell'indotto. Pensiamo all'economia dell'indotto dell'automotive nel nord-est, nell'Emilia Romagna stessa, e c'è una sensibilità elevatissima di questo territorio, e quindi è assolutamente corretto, e sarebbe anche ora che immaginassimo delle soluzioni un po' strutturali. E adesso ci arriviamo. Tutto questo peraltro a fronte di remunerazioni del top management stellari, per non dire, e dividendi. Allora in questo senso c'è una forbice enorme. Ha ragione, cioè, basta, in un'importante assemblea della Confindustria di Vicenza dello scorso anno, un importante imprenditore veneto disse, per sintetizzare, ci siamo addormentati 20 anni, ci siamo svegliati e il mondo andava da un'altra parte, no? E questo vale anche nell'automotive. Abbiamo già citato qui aziende come BYD, che sono partite con poche decine di lavoratori 20 anni fa, e adesso sono più di 1 milione di lavoratori, e hanno, credo, circa quasi 200.000 ingegneri che fanno solo ricerca, innovazione e sviluppo, cioè, per dire, e sono diventati leader dell'elettrico a livello mondiale in pochissimi anni. Allora queste aziende di ogni evidenza che stanno investono credo il 7-8% ogni anno in innovazione e sviluppo del fatturato, non dell'utile.
Noi cosa abbiamo fatto? È interessante anche vedere appunto il gruppo di cui parlavamo prima come ha reinvestito. Mi pare che in 3 anni abbiano avuto circa 20 miliardi di dividendi che si sono distribuiti tra i soci, non so se mi spiego. E certo anche l'amministratore delegato, sa, l'amministratore delegato del 2023 che è uscito dal gruppo ha preso in quell'anno l'equivalente credo di 760 stipendi degli operai. Allora c'è un problema, no? Che si pone, e soprattutto se poi si va a vedere nel rapporto annuale delle remunerazioni del gruppo, tutte cose scritte e non campate in aria, si vede che questa remunerazione, che è stata di 23 miliardi di un anno, è stata di 2 miliardi dello stipendio, 9,6 vado a leggere, 9,6 miliardi per gli obiettivi aziendali, con tutto quello che abbiamo visto che è successo, e 11,2 miliardi obiettivi di lungo periodo. Allora si pone una questione, sì, ha ragione anche lei, si pone anche una questione certamente di giustizia sociale non solamente nel settore dell'automotive, perché ormai è il sistema capitalista in generale che ha creato una distanza che non si era mai avuta tra la ricchezza di pochi del top management e poi lo stipendio reale di chi lavora, delle fabbriche. Allora, questo è lo scenario. Tra i capitoli di questo libro c'è anche proprio un focus su quello che è stata la Fiat, quello che è Stellantis, e ci arriviamo. Prima però ripartiamo dal macro. Lei in uno dei capitoli, uno dei macro capitoli, parla di tempesta perfetta. Come si è originata questa tempesta perfetta e quando? Se c'è un inizio particolare. Sì, allora, l'industria dell'auto è un'industria a ciclo lungo. Che significa? Significa che non si improvvisa nulla, che gli investimenti, come diceva prima Andrea, sono investimenti di lungo periodo. E la tempesta perfetta è quando noi economisti vediamo che si realizzano 3 condizioni. Cambia l'offerta di prodotto, perché cambiano le tecnologie, e nello specifico la rivoluzione nell'industria dell'auto è stata la trasformazione da un prodotto meccanico in un prodotto elettromeccanico e ora dominato dal software. Quindi diventa un elettromeccanico negli anni 80-90, oggi si parla di auto basate sul software. Questa è la prima, diciamo, grande cambiamento, che chiaramente ha favorito quei blocchi e poli produttivi che sulla digitalizzazione avevano fatto grandi investimenti, e quindi gli Stati Uniti e anche l'Asia, la Cina. Pensate che le prime 5 aziende che brevettano in Europa sono aziende dell'automotive, le prime 5 aziende che brevettano negli Stati Uniti e in Cina sono aziende del digitale. Quindi come Europa noi avevamo già un deficit. Poi si è aggiunta l'elettrificazione che è un pezzettino piccolo dell'offerta di prodotto, non è il punto centrale, perché diciamo, trasformare un'auto mossa da un motore endotermico a un motore elettrico, come spiego nel libro, ha delle implicazioni di filiera rilevanti, ma non è il punto chiave. La seconda ragione per cui siamo in un momento di trasformazione particolare è che cambia la domanda. In Europa si è raggiunto ormai da diversi anni quello che gli studiosi chiamano peak car, cioè il picco della domanda. Il 75% delle persone, non è il caso del Veneto devo dire, ma il 75% delle persone vive in grandi aree urbane in Europa, e le persone generalmente non vedono nell'acquisto dell'automobile la soluzione principale alle loro esigenze di mobilità, e quindi ci sarà naturalmente un calo della domanda che ovviamente in Europa, che ricordiamo è un esportatore netto, si è combinata con la crescita di altri mercati, per esempio il mercato cinese e la capacità di produrre in Cina le auto che servono al mercato cinese, quindi è venuto meno la domanda e anche parte della produzione. E il terzo motivo di rivoluzione dell'industria è la regolamentazione. Sta cambiando la regolamentazione e cambia per delle necessità che sono sotto gli occhi di tutti. Però ecco, uno dei temi che io affronto nel libro è proprio quello di saper discernere, no? Tra le cause e gli effetti che sono determinanti. Se noi pensiamo che un regolamento uscito nel 2023, quello del 2035, della scomparsa dei motori endotermici nel 2035, cioè 2 anni e mezzo fa, possa aver determinato le sorti di un'industria
che ha ciclo lungo, come abbiamo detto, facciamo un gigantesco errore e perdiamo di vista il focus. Le do un solo... Conviene forse a qualcuno continuare a portare avanti questo concetto? Allora, il punto è questo. Quando partiamo da lontano, visto che è un'industria a ciclo lungo, gli ascoltatori devono sapere che la Cina supera gli Stati Uniti e l'Europa in termini di volumi di produzione nel 2010, cioè 16 anni fa. Oggi la produzione cinese, pari circa a 32 milioni, è superiore alla somma della produzione europea e NAFTA. Ora, che NAFTA vuol dire Stati Uniti, Canada e Messico. Cosa significa questo? Significa che l'Europa ha perso terreno negli ultimi 15 anni. E il tema è che se non capiamo perché abbiamo perso terreno sarà difficile, come dire, trovare delle soluzioni adeguate, ed è questo appunto il tema. Quindi la decarbonizzazione è sull'agenda politica almeno dal 2015, quando con la famosa COP e gli accordi di Parigi si è deciso collettivamente di fare un grande sforzo. Ma questo grande sforzo nella direzione della decarbonizzazione era anche un grande piano di rilancio industriale. Quindi che cosa è successo? È successo, ora non voglio tediarvi con dettagli che chi è interessato potrà trovare nel volume, è successo che sono cambiate le condizioni di favore e i produttori auto, tutti, hanno identificato nella crisi geopolitica, nella crisi del Covid, una finestra di opportunità per continuare a sviluppare e a utilizzare tecnologie ormai obsolete. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sfruttare investimenti già fatti e rallentare il ritmo di innovazione. Qual è l'effetto di breve periodo? L'effetto di breve periodo è favorire gli azionisti. Quello di lungo periodo però rischia di essere la perdita di competitività. Quindi l'aspetto preoccupante di questo momento storico è che a fronte di un deficit di investimenti privati si sta assistendo all'identificazione del regolatore europeo come il capro espiatorio dei problemi della politica industriale europea e nel caso specifico dell'Italia della politica industriale italiana. Ci sono delle responsabilità però anche del legislatore europeo? Allora, attenzione, ci sono delle responsabilità dell'Europa, non del regolatore europeo. E quando dico responsabilità dell'Europa, intendo quel deficit di coesione politica che, come vedete, sta producendo effetti anche nella geopolitica. Esempio, l'Europa avrebbe tutte le carte in regola per poter fare innovazione sull'elettrico, avere le proprie filiere elettriche, avere la produzione di auto che le persone vogliono comprare, perché c'è anche un problema di mercato, perché le auto oggi costano troppo, non solo le elettriche, tutte le auto. Il listino auto è cresciuto del 66% negli ultimi 20 anni, a fronte di un'inflazione del 38%, quindi stiamo parlando di una perdita di potere d'acquisto gigantesco per gli europei. Ma il punto è questo: se gli Stati europei continuano a fare, a farsi la guerra per attrarre investimenti cinesi, pensate all'Ungheria o anche alla Spagna, o a perseguire i propri interessi nazionali nella competizione internazionale, non possiamo che perderla questa battaglia con dei blocchi che hanno ovviamente strumenti di coordinamento e di coesione che sono ben diversi dai nostri. Quindi attenzione a confondere chi fa le regole e chi fa la politica. La politica la fanno gli Stati, e qui c'è un problema politico, non di regole. Mi sembra di averla già sentito questo concetto dell'Europa, questo benedetto concetto dell'Europa. Ma è interessante che nella convocazione di cui lei ha parlato, quella del 30, perché la manifestazione avverrà a Roma sotto la sede, esatto, del Ministero del Made in Italy, dell'impresa italiana. Ministero che ha convocato questa riunione, all'ordine del giorno c'è che fare nei confronti del Green Deal europeo. Ora, tutta la questione di cui stiamo parlando oggi è colpa dell'Europa? Oppure è colpa di chi per tempo non ha fatto gli investimenti necessari, non ha guidato la necessaria transizione?
no? Perché è facile trovare l'alibi, dopodiché l'Europa va migliorata nella logica dell'integrazione, perché anche qui bisogna mettersi d'accordo. La critica che vengono fatte all'Europa sono di diverse specie e sono l'uno in contraddizione con l'altra, perché c'è chi critica l'Europa dicendo l'Europa deve essere solamente la sommatoria degli Stati-nazione, quindi un grande supermercato nel quale vado quando mi interessa per prendere per esempio i soldini, come ha fatto Orban a man basse in questi anni, e c'è chi dice in maniera diametralmente opposta no, l'Europa deve essere nemmeno una confederazione ma una federazione, quindi con una devoluzione dei poteri nazionali, perché altrimenti non riusciamo, perché nella competizione internazionale se tu ti rapporti come singolo staterello semplicemente verrai sbranato dal Trump di turno, dal Putin di turno o dal presidente appunto della Cina di turno. Quindi i patriotti, quante volte l'abbiamo detto, i patriotti sono gli europeisti, cioè quelli che fanno gli interessi degli operai, degli impiegati, dei quadri italiani e dei dirigenti, sono coloro che lavorano per l'integrazione europea, perché è l'integrazione europea che crea le condizioni di un rafforzamento anche dell'impresa nazionale. Allora l'Europa va sicuramente modificata, l'Europa va migliorata, va sburocratizzata, va integrata. Le politiche nazionali, anche nel campo dell'automotive e non solo, vanno viste e guidate in questa direzione. Allora basta con questo alibi, basta con questa irresponsabilità che si rilancia sempre la palla fuori dal campo, c'è una responsabilità anche nazionale, uniamo piuttosto le forze per fare delle proposte di trasformazione. Trasformazione, chiudo, che peraltro, come diceva Francesco prima, cioè il futuro dell'automotive è certamente nella transizione ecologica, ma lo è forse ancora di più nella transizione digitale, perché quando noi parliamo di connessione, di automazione e poi anche di elettrificazione, che saranno i tre grandi assi del presente e del futuro dell'automotive, la domanda che ci dobbiamo fare, se abbiamo responsabilità nei confronti dei nostri lavoratori, ma noi ci siamo in questi settori? Cioè pensiamo di chiudere, di bloccare un processo che ormai è quello a livello mondiale, che va in questa direzione, magari difendendo appunto il business as usual, quello che appunto massimizza i dividendi dei gruppi finanziari di oggi, ma manda a casa i lavoratori creando la desertificazione che stiamo vivendo. Cioè la responsabilità politica, la responsabilità di chi studia processi industriali di crescita. E la crescita non la fai difendendo quello che c'era ieri, ma la fai creando le condizioni di una competitività oggi e domani. Allora, sulle prospettive ci arriviamo fra poco. Prima però c'è da capire quanto ha pesato l'eredità in Italia di Fiat. Moltissimo, perché per diverse ragioni. Spesso le persone pensano al potere di mercato della Fiat, il potere di influenza della politica della Fiat, tutte cose sacrosante, perché quando tu sei tra le imprese che occupano più persone in Italia e produce una fetta importante della ricchezza del paese, chiaramente in qualche modo riesce a influenzare. Ma quello che la Fiat ha determinato con la sua vicenda italiana in Italia è un'alterazione dello sviluppo dell'industria dell'auto che va ben al di là di questi fattori di influenza. Negli anni '80, mentre tutti gli altri grandi paesi europei, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, si aprivano agli investimenti di altri produttori, in Italia l'IRI, contro qualunque forma di razionalità economica, vende il gioiello dell'Alfa Romeo alla Fiat. In quel momento Fiat diventa, e l'Italia con essa, sostanzialmente un unicum nello scenario industriale occidentale, cioè l'unico grande paese industrializzato che ha un solo produttore. E il punto è che a un certo punto, negli anni 90, Fiat invita fornitori esteri, pensate alla vicenda GKN o Bosch, eccetera, eccetera, a entrare in Italia, e in questo modo altera la configurazione della filiera italiana, trasformandola e rendendo anch'essa un unicum. Quindi oggi, di fatto, con Fiat che sta gradualmente uscendo,
ci rimane la filiera, ma ci rimane una filiera che è molto resiliente, resiste molto meglio dell'assemblatore. Infatti negli ultimi 20 anni gli occupati della filiera non sono diminuiti in Italia, mentre invece Andrea citava i dati di Stellantis, ma è una filiera piccola, frammentaria, che non riesce a fare innovazione quanto dovrebbe e che negli ultimi 3 anni è stata privata anche dell'unico strumento che il governo Draghi aveva messo in campo, che era il fondo sull'automotive, pari circa 8,2 miliardi, che doveva sostenere lo sviluppo della filiera, appunto, e che invece è stato quasi del tutto azzerato, ne sono stati usati circa un quarto e il resto non è stato più destinato all'automotive. Quindi l'eredità della Fiat è sostanzialmente una Italia dell'industria dell'auto che deve riposizionarsi nello scenario globale, ma lo può fare con delle armi spuntate legate soprattutto alla piccola dimensione, perché nel frattempo quei grandi fornitori stranieri che erano entrati attratti dai volumi a cui faceva prima riferimento Andrea, non sono più intenzionati a investire in Italia se la situazione della produzione in Italia rimane quella che è, ricordo oggi, pari alla produzione del 1954. 1954. Se non che nel 1954 ci aspettava il boom economico, certo. E sulla questione europea vorrei dire una cosa telegrafica. Sì. Stellantis produce in Spagna quasi 1 milione di veicoli. Siamo in Europa. Quindi il tema non è l'Europa, il tema è come un paese, in questo caso l'Italia, interpreta la politica industriale. Stellantis produce più auto in Spagna rispetto alla Francia, ma in Francia Stellantis ha tutte le produzioni di punta, ovvero l'elettrico, tutta la componentistica elettrica. In Italia ci rimane l'endotermico. Allora, io mi rivolgo soprattutto a chi lavora nell'industria dell'auto. Dobbiamo stare molto attenti a indulgere alle sirene del passato e capire che se non c'è investimento in innovazione siamo destinati alla desertificazione industriale e gli investimenti sono responsabilità di chi fa impresa privata e responsabilità anche di chi fa la politica industriale. Com'è la situazione in Veneto? La situazione in Veneto è una situazione complicata ma non difficilissima. Allora, il Veneto ha una conformazione molto particolare. Se prendiamo l'automotive in senso più ampio, il 55% delle attività collegate con l'automotive sono manutenzione e riparazione, il 40% commercio, quindi la porzione di manufacturing, di produzione è una porzione meno rilevante. Ora, queste imprese venete sono prevalentemente piccole e medie imprese, che non ci sorprende, che lavorano prevalentemente come fornitori di primo livello dei car maker e che hanno prevalentemente una proiezione verso la Germania e l'Est Europa. Chiaramente in questo momento sono un po' sotto pressione perché da un lato sono piccoli e hanno quindi meno capacità di ammortizzare le turbolenze della domanda in questo caso. Dall'altro la produzione tedesca è calata moltissimo perché la Germania è passata da 6 a 4 milioni di veicoli prodotti. Dal punto di vista del bicchiere mezzo pieno va detto che il 73% della componentistica prodotta in Veneto è invariante rispetto alla motorizzazione, cioè che il cliente produca un'auto elettrica o produca un'auto con motore endotermico, per il 73% dei fornitori veneti non fa alcuna differenza. Il 10% dei fornitori veneti dell'auto ha la componentistica dedicata al motore endotermico, però insomma prima che si arrivi al phase out, cioè all'uscita del motore endotermico, ci aspettano oltre 10 anni, quindi con una politica di transizione ben fatta non vedo nessun problema nel fare questa conversione. Oggi chi soffre in Veneto come in Italia è chi ha subito il crollo delle commesse di Stellantis. E torniamo sempre lì. Allora c'è uno, ed è ospite quasi fisso di Ecovisioni da lontano,
C'è uno invece che è interessato a che non ci sia questo fade out dell'endotermico, si chiama Donald Trump, perché è ospite fisso Donald Trump in vari punti della nostra trasmissione, perché torniamo sempre lì poi peraltro. Allora, perché Trump invece vuole spingere per i motori tradizionali, anche se un sospetto ce l'ho? Ma Trump spinge anche per il carbone, non so se avete sentito alcuni suoi interventi pubblici quando parla di energia, ha detto che il carbone è una cosa molto bella, splendida, che va spinto, bisogna aumentare la produzione di energia elettrica attraverso il carbone addirittura. E sappiamo bene quanto devastante è il carbone dal punto di vista ambientale per la nostra salute, per l'inquinamento. È abbastanza inquietante, dai, diciamolo pure, cioè le posizioni che sta assumendo il Presidente degli Stati Uniti, e non possiamo non parlarne, ma non in quanto Donald Trump soggetto, ma quanto appunto persona, sta assumendo delle posizioni che sono antiscientifiche, antistoriche, contro gli interessi del mondo e contro gli interessi anche degli statunitensi, peraltro. Anche adesso a Davos c'è stata la raccolta, per esempio, di una sottoscrizione di miliardari e milionari investitori statunitensi che hanno scritto di fermarsi perché andrebbe contro gli interessi dell'economia, degli Stati Uniti stiamo parlando, perché di questo stiamo parlando. Anche nella transizione dell'automotive c'erano dei risultati, ma su questo Francesco è molto più competente di me, che si stavano forse già vedendo, no? Col piano di Biden per la transizione, per insomma tutto quello che aveva chiamato una grande operazione contro l'inflazione, ma in realtà era una grande operazione quella di Biden per rilanciare l'industria green in generale e anche quella dell'automotive negli Stati Uniti. Lì i risultati si stavano vedendo. Ora, se voi sentite quello che ha detto a Davos, per esempio la governatrice dello Stato degli Stati Uniti, che più del Michigan, dove è dentro storicamente tutta la produzione nazionale, dice che stanno facendo una politica folle, quella federale degli Stati Uniti, contro l'interesse delle auto e dei produttori, ma soprattutto dei consumatori statunitensi, perché dice giustamente che è una produzione molto integrata a livello appunto di NAFTA, no? Quindi con il Messico, quindi con il Canada, e nel momento in cui tu colpisci con i dazi quei produttori, colpisci con i dazi te stesso, perché poi devi scaricare sul prezzo finale, quindi gli statunitensi stessi. C'è un po' di follia in quello che sta facendo Trump. Il problema è che è una follia un po' lucida e oggettivamente non ho problemi a dire che sta facendo una politica molto incendiaria e pericolosa per i nostri destini. E da questo punto di vista credo davvero che l'Europa, e per l'Europa sia arrivato il tempo di una decisione di grande processo di integrazione nella logica dell'autonomia nel campo dell'automotive, dell'autonomia dal punto di vista dell'energia, dell'autonomia dal punto di vista geopolitico. Dal punto di vista dell'automotive è possibile questa autonomia? Assolutamente sì. Il vero tema è che il 60% della produzione di fonti fossili va a finire nei serbatoi delle nostre auto. Poiché l'Europa non produce petrolio, è nel nostro interesse far muovere le nostre auto non solo in modo più efficiente, perché i motori elettrici sono più efficienti, ma anche usando energia che possiamo produrre in Europa attraverso molteplici possibili fonti, dalle rinnovabili, ma insomma ci sono soluzioni. Quest'anno per la prima volta le fonti rinnovabili superano le fonti fossili nella produzione di energia. Quindi il cambiamento è a portata di mano, non impatterà sulle tasche delle persone, dei consumatori, se non in modo positivo, perché sganciarsi dalla dipendenza dalle fonti fossili per l'Europa non può che rappresentare anche un risparmio per le nostre tasche. Usare auto che usano meno energia per muoversi non può che essere un risparmio per le nostre tasche. La tecnologia non è mai un problema, la tecnologia permetterà tra 2 o 3 anni di avere auto elettriche che si ricaricheranno in pochi minuti e che ci faranno fare tutti i chilometri di cui noi abbiamo bisogno. Non dobbiamo costeranno quanto le endotermiche, se non di meno. Noi non dobbiamo avere paura del futuro. La transizione sarà una transizione molto graduale. Nessuno sarà privato del diritto alla mobilità e chi urla, diciamo, a questo rischio lo fa solo per conservare lo status quo. E come dicevamo prima, come diceva Andrea, lo status quo significa mantenere la dominanza di chi oggi produce l'energia, ossia le produzioni di fonti fossili. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per
aprire lo sguardo, come dice uno dei capitoli del suo libro, un libro che è fatto anche per smontare, leggo insomma dalla controcopertina, le narrazioni di convenienza. Questo è molto importante perché poi è anche un fattore culturale. Allora, siamo arrivati alla fine, io ringrazio il professor Zirpoli. Autodistruzione è uscito oggi, vediamo se riusciamo a farlo rivedere, eccolo qua. Per chi è esperto, ma anche per chi di queste cose non mastica molto, è molto importante conoscere. Allora vi consiglio Autodistruzione in tutte le librerie oggi, da oggi, edito da La Terza. Grazie professor Zirpoli. Grazie. C'è solo il tempo per capire chi fra 2 settimane avremo ospiti qui e quale tema affronteremo. Molto importante, mi pare di capire. Per noi veneti in particolare, perché parleremo di PFAS e presenteremo un libro di straordinaria importanza scritto da Laura Fazzini, che è stata una delle giornaliste che più a livello mondiale ha lavorato su questo all'interno del gruppo guidato da Le Monde, quindi davvero uno studio a livello mondiale interessantissimo, un libro che narra le vicende che ha seguito personalmente Laura anche durante il processo. E che è stata ospite da noi, peraltro. Che è già stata ospite, ha seguito il processo in diretta. E avremo con noi anche Felice Casson, al quale ho chiesto di scrivere la prefazione del libro. E il libro peraltro è edito da Marietti 1820 in collaborazione con Media Nord-Est, appunto, quindi con nella collana che lei dirige. Dirigo, e che vede per la prima volta nel nostro paese una collaborazione tra un editore di libri e un editore televisivo, come in questa occasione. Allora, appuntamento fra 2 settimane da non perdere. Grazie ancora professor Zirpoli, grazie ovviamente a Andrea a lei, grazie a tutti. Ferrazzi. Vi lascio come ogni venerdì, come sempre, a Marco Goldin, che ci racconta uno dei tanti capolavori in mostra al Museo di Santa Caterina, nella mostra evento da Picasso a Van Gogh, poi il resto della programmazione. Grazie per averci seguito, arrivederci.